Amici bellini, magari qualcuno di voi sta guardando la Champions perché sono partite interessanti, però per quanto riguarda il Napoli oggi si parla di Sanremo. Non è che no, ci sono queste notizie sullo stadio, 250-300 milioni da investire sullo stadio, e mi chiedono, mi arrivano proprio per evitare tutti i DM, che ne pensi di questa cosa. Cominciamo. E allora, Sinaprete, questa è la cosa che è successo ieri praticamente a Sanremo. Andiamo veloci perché ho fatto una ricerca e magari voglio che vi guardiate questo video prima del Milan, perché poi alla fine a noi ci interessa il campo, e il campo però è anche Briga Napoli. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Abbiamo fatto tutte le ipotesi della sostituzione di Neres e andiamo avanti, guardiamo in prospettiva. Lasciate un like perché questa volta ci siamo. Stavolta è sicuro. E se andiamo a vedere in passato, con uno screenshot ci spostiamo, ho raccolto, e non è facile perché se tu scrivi De Laurentiis Stadio oppure De Laurentiis Centro Sportivo esce l'impossibile, ma escono le notizie più recenti. Invece per trovare le notizie del passato non è stato facilissimo, quindi lasciate un like per il lavoro inutile. Non inutile però, faccio falsa modestia, è un lavoro utile per capire se veramente ci siamo o sono altre chiacchiere che ci vogliono raccontare. Questo era il 2011, dicembre 2011, molte sicuramente non le ho trovate e me le potete scrivere nei commenti, il video diventa completo con i vostri commenti, che per esempio idea Caserta, non l'ho trovata, ci sta ma non l'ho trovata. Progetto 2011, progetto che prevede l'eliminazione della pista atletica, siamo alle solite, cioè nel senso siamo alle solite adesso, ma si diceva anche nel 2011, quando è 14 anni fa. Smantellamento terzo anello, gli skybox, eccetera eccetera. La non assegnazione degli europei del 2016 hanno rallentato l'ipotesi, e questo diventa un tema abbastanza attuale perché si parla del 2032 e dello stadio Maradona che non è presente nella lista, quindi adesso si montano le polemiche. Luglio 2011, il nuovo stadio del Napoli potrebbe essere intitolato Maradona. Le foto, gli architetti cosiddetti Giovanni Bello e Vincenzo Manfellotti hanno ultimato il progetto per il nuovo impianto dei partenopei. Ecco i primi render. Fa molto 2011, i primi render di questo stadio che doveva essere il DAM e che loro avevano progettato senza però parlarne, non si erano messi d'accordo né con De Laurentiis né con il comune. Era un'idea, l'hanno buttata lì, che poi non mi pare che si sia. Ma questa volta ci siamo. Ora faccio un attimo una digressione velocissima, perché tornando indietro con le notizie, sono ritornato al giugno 2011 e leggo questa roba qua. E onestamente questo è un richiamo a me stesso. La memoria ti fa degli brutti scherzi. Io queste cose, queste dichiarazioni non me le ricordo, e fa specie. Il Milan sarebbe una svolta. L'asso slovacco gela i tifosi partenopei. È ora di vincere qualcosa. Potrei lasciare il Napoli. De Laurentiis, Cavani vale almeno 100 milioni. 2011, ricordate bene. Visto che lo Stadio San Paolo è... Loro si inquietano quando io lo definisco un cesso, ma tale è, e... La devo fare per forza questa digressione, perché ti fa capire che delle cose che vengono date poi per certe, per sicure, per un mese, per una settimana, per un giorno o anche per un anno, poi non è detto che avvengano. Il Milan sarebbe una svolta, voglia di cambiare maglia. Al Napoli non posso dare di più, firmato Marek Hamsik. Mi piacerebbe indossare la maglia del Milan, mercenario. Il presidente della Laurentiis ha dichiarato che considera Hamsik incedibile. Poi stanno sui 100 milioni per Cavani. Ricordiamo che questo è il 2011, cioè un anno dopo l'arrivo di Cavani. Il mercato prosegue, è arrivato Rosati per fare il vice De Sanctis. Prossimo obiettivo è Gökhan Iller. Ho incontrato il presidente dell'Udinese, ma lasciateci lavorare a affari spenti. Ma come lasciateci lavorare a affari spenti?
Hai appena detto, ho incontrato cose, nessuno fari accesissimi. Tra l'altro il Napoli era alla ricerca di Hiller da già un paio d'anni e in questa sessione di mercato si farà. Però questa è la frase bella. Mi dovrebbero togliere la patente di presidente del Napoli se lo vendessi a meno di 100 milioni di euro. Ta ta ta. Cavani venduto a 64. Ha anche rinnovato il contratto, gli ho dato il giusto e lui se lo meriterà. Vale di più di quanto scrivono gli inglesi. E col senno di poi sì, valeva di più di quei 64 con cui l'hai venduto, per cui l'hai venduto. Insomma, metti la clausola. Cavani 2017, la maglietta eccetera eccetera. Ma chiusa questa parentesi, passiamo al 2012, 27 novembre, il nuovo stadio del Napoli, ecco progetto e foto. Il San Paolo ristrutturato e l'intera area circostante riammodernata. La costruzione del nuovo stadio nella zona orientale di Napoli a Ponticelli sul modello dell'Allianz Arena di Monaco. Queste sono le linee guida del progetto concept pensato dalla IDIS al comune. C'è pure il bel rendering fatto bene, Ponticelli. ADL nel novembre del 2012 ha lasciato intendere che il nuovo stadio non lo vuole. Assolutamente un no categorico. La casa del Napoli per De Laurentiis è e resterà lo stadio San Paolo. La speranza di Valerio è che prima o poi la famosa legge sugli stadi, che permetterà ai titolari delle squadre calcistiche italiane di disporre di maggiori poteri, passi. Tuttavia una speranza al momento quasi nulla, perché la legge sugli stadi prevede l'intervento del credito pubblico, ossia i soldi dello Stato, e con la crisi economica odierna è una previsione di difficilissima attuazione. L'unica soluzione del problema è l'investimento di privati, proprio come progettato da Mennella. Nel settembre invece del 2013, ecco come sarà il nuovo San Paolo. Nasce il nuovo stadio San Paolo, almeno nei desideri del presidente De Laurentiis, un patto da 100 milioni per la riqualificazione dello storico impianto di Fuorigrotta, e a quanto emerge dal disegno dell'Astaldi Group, uno dei più affermati contractor in Italia e nel mondo, dove opera nell'ambito della infrastruttura di trasporto, acqua, energia rinnovabile, edilizia civile e industriale. Per saperne di più, la redazione di Calcio Napoli ha contattato l'ingegnere eccetera eccetera. Quindi ecco come sarà il nuovo San Paolo. E a fine settembre 2013, mercoledì, chiederò a De Magistris, sindaco di Napoli, di cedermi il San Paolo. Questo è De Laurentiis. Se riceverò un rifiuto, già nel pomeriggio farò l'accordo con il sindaco di Caserta e da gennaio comincerò a costruire il nuovo stadio azzurro. Le parole di De Laurentiis che non lasciano a interpretazioni. Dopo un paio di giorni, De Laurentiis: il San Paolo resterà la casa del Napoli. Il presidente azzurro all'uscita del Palazzo San Giacomo, al termine dell'incontro col sindaco dei Magistri, tranquillizza i tifosi: non andremo via da eccetera eccetera. 2 ottobre 2013. Poi era il 2015 quando De Laurentiis si divertì a commentare il San Paolo come un cesso. Così aveva detto il patrono, replicando a De Magistris dopo la richiesta del sindaco di alzare la cifra per i lavori di restyling. E a quelli che il calcio è stato presentato come uno scoop il rendering elaborato da De Laurentiis dopo il botta e risposta con De Magistris. Ecco un'immagine del presidente al di sopra della tribuna eccetera eccetera. Bellissimo, di gran gusto, di gran classe. Si divertirono a fare questa cosa qua. Siamo verso la fine adesso del 2015. Il Corriere del Mezzogiorno e Tutto Sport tornano a scrivere del progetto del San Paolo, smorzando gli entusiasmi che si erano levati negli ultimi giorni, perché c'era grande filtra ottimismo. Siamo all'accordo più totale, ma il comune boccia il progetto per lo stadio. Il Napoli ha 45 giorni per presentare una nuova proposta. L'anno successivo troviamo quest'altra notizia: l'ingegnere Boldoni, progettaio uno stadio da 40.000 posti, ADL disse che a Napoli ne servono 100.000. Tranne poi parlare in altre sedi di uno stadio da 20.000, da 15.000, proprio lo stadio di elite, che lui voleva fare lo stadio virtuale, quindi lo stadio vero gli interessava fino a un certo punto e voleva uno stadio piccolino. Però in questo caso disse che ne servivano 100.000 posti. E dopo un paio di mesi, siamo nel 2016, il 14 dicembre 2016,
Non pago più l'affitto del San Paolo, De Laurentiis furibondo. Con De Magistris lavori ancora non iniziati, il patron ha un timore in vista del Real Madrid. Continua il braccio di ferro tra Aurelio e De Magistris, che ieri aveva dato un'altra bordata al presidente sulla questione. Ve lo ricordate? Lo scaricabarile avveniva già con De Magistris, poi adesso avviene con Manfredi, ogni tanto gli dà lo zuccherino, ogni tanto la parolina polemica, poi dà lo zuccherino a De Luca, perché con De Luca si trova, mentre con Manfredi è juventino. Ve lo ricordate bene? È per la ricostruzione totale. Poi ho trovato questo qua un po' sarcastico, in questo caso il napolista. Aurelio De Laurentiis è il più grande esperto catastale di Napoli e provincia. Tutti i grandi spazi edificabili o no in cui De Laurentiis ha trovato i terreni: Caserta, Ponticelli, Scampia, Bagnoli, Torre Annunziata, Pompei. Questa è una ricostruzione del 2017, inutile andare poi nello specifico perché sono tanti gli anni e il video deve chiudere, però ce lo ricordiamo. Fine dicembre 2017, Napoli, il nuovo stadio a Melito e la disponibilità del sindaco Amente, individuate 2 aree. Le parole del primo cittadino: il nostro comune si presta per logistica e mobilità, cercheremo di realizzare il grande sogno. Quindi filtrava grande e ottimismo. Passa un anno, Stadio San Paolo, accordo quinquennale, comune SSC Napoli, bocciata, gestione 99, ve lo ricordate? Voleva lo stadio a 99 anni per €1. All'ADL sconto stagione in corso e 4 milioni per lavori precedenti. Napoli e Comune sono arrivati all'accordo, 5 anni di convenzione a partire dalla stagione 2019. A De Laurentiis riconosciuti 4 milioni di euro, eccetera, eccetera. Questo è il 2018. E dopo 4 giorni, Stadio San Paolo, progetto De Laurentiis, anello unico e senza pista. Il progetto di De Laurentiis per lo Stadio San Paolo prevederebbe la rimozione della pista atletica con la copertura dell'anello inferiore per distinti e tribune. Questa storia qua, chi poi ha seguito negli anni le live, perché questo non è un argomento, non è che tu dici, è un'analisi tattica, io intuisco come si muovono i giocatori e vi dico una cosa: su questi argomenti qua servono delle competenze e negli anni Guido ci ha parlato, perché aveva parlato anche con architetti e aveva approfondito la cosa, che togliere la pista atletica per come è strutturato il San Paolo è una cosa che non si può fare se non abbatti settore per settore e ricostruisci praticamente da capo. Quindi non era mai, lo potevano dire quante volte volevano loro, ma era un progetto non attuabile senza un processo di abbattimento e di ricostruzione. Non si può fare, ecco, e continueranno a dirvelo perché adesso si parla del nuovo stadio, ma tra un paio di mesi si parlerà di nuovo del nuovo progetto Maradona, è chiaro, no? Nel 2019, 12 settembre, ci furono le polemiche per le condizioni interne, video del Napoli sulle condizioni dello spogliatoio del San Paolo. Il comune replica con queste foto, ve lo ricorderete benissimo. Il Napoli posta le foto, il comune posta le altre foto, perché era il periodo post Universiadi, dove si sfruttò poi un finanziamento per fare le Universiadi e si fece un restyling minimo di facciata per quanto riguarda lo stadio. E poi le polemiche continuavano perché non siamo in grado poi di, adesso gli spogliatoi stanno in queste condizioni, eccetera, eccetera, ve lo ricordo. Dopodiché, ovviamente, nel 2020, 5 dicembre, parliamo già di Stadio Maradona. La Chiesa disse: non vi permettete di cambiare il nome, da San Paolo non si tocca, ma la cosa andò avanti subito, in maniera anche velocissima, e fu rinominato, lo Stadio San Paolo fu rinominato Maradona. Da qui ovviamente grandi progetti, il Museo del Napoli allo Stadio Maradona, svolta storica, incontro ADL De Magistris, il sindaco di Napoli, il presidente, si sono incontrati oggi al Palazzo San Giacomo. E come sapete abbiamo avuto subito un grandissimo museo che è il fiore all'occhiello per i turisti anche che vengono a Napoli, è un'attrattiva per tutti i turisti che vengono a vedersi il museo del Napoli, il museo di Maradona, bello. Quella però era l'idea. Il 5 ottobre, il 6 dicembre, il 5 dicembre, il 6 dicembre arriva il via libera formale del prefetto per l'intitolazione, così il semaforo verde è arrivato, per adesso si accelera, signori, si accelera per il museo, quindi roba è arrivato subito il nome, roba un paio di mesi si fece il museo. Saltiamo al 2022,
20 ottobre, Alvino, nuovo stadio Maradona senza la pista. Sono passati 40 anni. Le idee di De Laurentiis. Carlo Alvino parla del nuovo stadio Maradona senza pista di atletica a cui sta pensando il presidente della ENI. 2022 filtrava ottimismo, sta continuando a filtrare, e quindi i lavori. L'accelerata era stata fatta 2 anni prima. Il 21 dicembre 2022, Museo del Napoli all'interno del Maradona. Arriva il sì della società, è arrivato dopo, c'era l'accelerato, quindi ci ha messo un paio d'anni. Un museo che racconti la storia del Napoli all'interno dello stadio, e questo è il sogno di molti tifosi e del presidente Aurelio De Laurentiis da ormai quanti anni? No, si ferma così da ormai. 13 dicembre 2023, Stadio Maradona, il comune di Napoli. La pista atletica non va rimossa. Niente vendita, sia la concessione, ma con alcuni paletti rigidi, braccio di ferro con De Laurentiis, nessuna esclusiva alla società. E qua ricordiamo anche altre cose, no? Dove si diceva il Napoli ha fatto il progetto, il Napoli prende la cosa senza il bando pubblico, cioè senza che la città, il comune, metta al bando pubblico un bene che poi è dei cittadini. Se qualcuno lo vuole rilevare, deve fare un bando pubblico con tutti gli altri che sono magari interessati. Non si può fare legalmente, ne abbiamo parlato tante volte, e quindi ne sono successe altre. Ma arriviamo a un mese fa, e ricordiamo ci fu quell'intervista, insomma una telefonata breve con De Laurentiis e la radio partner, dove De Laurentiis disse: tu vuoi sapere dello stadio, no? Ora novità sullo stadio, voi volete sapere dello stadio, lo saprete a tempo debito. Al mio ritorno da Los Angeles farò una conferenza stampa unicamente sullo stadio. È tornato da Los Angeles, lo abbiamo visto negli stadi, stiamo aspettando, sicuramente arriverà, perché è un'occasione che lui non vorrà perdere di parlare, però con le nuove novità, perché siamo passati da la prima pietra, che l'anno scorso mettiamo la prima pietra, facciamo l'inaugurazione a Bagnoli, arriviamo tutti con la nave, grande amichevole internazionale, e là facciamo anche il centro sportivo come il Manchester City. Chiedete: tu cosa ne che ne devo pensare? Se io non vedo le impalcature da qualche parte, non penso niente, penso che sono chiacchiere che volano nell'aria e non si fa niente, perché sono passati 20 anni e non si fa niente, e se ne parla da 20 anni. E io ho fatto una ricerca veloce di un paio d'ore su internet, ma se avessi tempo e voglia si potrebbe fare mese per mese, perché questo è una all'anno, ma mese per mese sono cambiate le cose. Una volta l'hai trovato là, e una volta hai minacciato di qua, e una volta l'hai fatto così. Adesso, visto che le cose che ha detto Conte, che poi sono quelle che ha detto Benitez 10 anni fa, e manca niente si è fatto, visto che Conte l'ha rimesso in mezzo per sviare un attimo il discorso sul mercato e ricordarci che poi si può crescere anche in altri modi, adesso ritorna in auge la questione dello stadio e della cosa. Per quanto riguarda il centro sportivo, che sapevamo, perché ce l'hanno detto, che finiva il fitto con i Coppola a Castelvolturno e che quindi era costretto. Abbiamo detto tutti, lo stadio è un po' difficile, anche se De Laurentiis sta dicendo già la prima già ho fatto tutto, lo stadio è un po' difficile, ma il centro sportivo è costretto a farlo, mentre stiamo sentendo che in questi giorni sta cercando un accordo per rimanere là, magari rilevare, comprare i terreni dove adesso è in fitto e abbiamo sentito, fa l'albergo, fa i campi, fa le cose, eccetera eccetera. Io ricordo, e non l'ho trovato, una frase di De Laurentiis dove diceva, si lamentava di Castelvolturno perché la salinità dei mari circostanti, delle acque di Castelvolturno, poi è corrosiva per alcuni materiali e per alcuni campi, così. Questa storia evidentemente è stata superata, avranno aggiustato questa situazione qua, e quindi adesso Castelvolturno è un obiettivo del Napoli da comprare per poi costruire e fare la scugnizzeria di tanti. Nel frattempo però Manfredi ha detto: abbiamo conversato amabilmente, è stato un discorso concreto ma non ancora definitivo. La società e il presidente stanno facendo le loro valutazioni su quale sia la strategia da seguire per il nuovo stadio. Il Maradona sono scelte della società che chiaramente si dovrà confrontare con la visione e le necessità del comune. È stato un discorso concreto ma non ancora definitivo. C'è sempre il problema, no? Che se poi tu lo stadio
a Napoli non è più utilizzato dal Napoli, tieni questa roba fatiscente che non viene più utilizzata, tieni questo mausoleo che non è nemmeno un museo e che perde il suo valore e non viene utilizzato. Non è che puoi far correre i ragazzi, pure io andavo a fare atletica allo stadio, ma non basta per mantenertelo. E quindi c'è sempre questa sorta di ricattuccio, dice ma se io me ne vado da un'altra parte, tu questo stadio lo tieni là abbandonato e non ci fai soldi, quindi me lo devi dare gratis, così vi renderete conto, no? E lo stesso video che adesso sto facendo sullo stadio si potrebbe fare per il centro sportivo, perché questa è una notizia del 2015. De Laurentiis può dire addio a Castelvolturno, possibile un nuovo centro sportivo ad Agnano. Una delle richieste di Benitez è stata quella di ammodernare le strutture societarie aggiungendone altre per soddisfare le esigenze, ma direi che può bastare. Sono chiacchiere, sono chiacchiere. Quando le chiacchiere poi diventano fatti, uno tira le somme e dice ah che bello, ci hai messo un po' di tempo però. Perché la questione è anche un'altra, il valore di una società. Ora io ho sempre avuto la convinzione, vi ho sempre detto in questi anni, che De Laurentiis non ha mai avuto intenzione di vendere, perché secondo me come uomo vuole lasciare una legacy ai figli, che sia il Napoli o comunque quello che ha costruito a livello sportivo, che da zero, perché ti è costato zero, hai chiesto il prestito di 30 e l'hai comprato a 20 dispari e poi te lo sei ripagato subito, quindi da zero adesso hai un'azienda che fattura, che fa soldi, che è stabile, che è florida e che rimane ad un certo livello, quindi è una legacy incredibile. Ed è stato probabilmente molto più di successo quello che ha fatto De Laurentiis con il Napoli che non quello che ha fatto con il cinema, perché quello che ha fatto con il cinema era di successo di famiglia, e poi insomma quei famosi 400 film che lui dice tutti i successi che ha prodotto, magari successi al botteghino, ma non tutti sono film memorabili. Quindi visto che il cinema è un'azienda che non sta andando benissimo per la famiglia, secondo me un padre che ha una età adesso dove deve pensare anche a quello che lascia ai figli, gli vuole lasciare qualcosa dove i figli possono continuare a far bene, e secondo me gli vuole lasciare il Napoli. Ora, se tu gli vuoi lasciare il Napoli, o gli lasci il Napoli senza nulla, nel senso che gli lasci un Napoli che è il titolo Napoli e i giocatori che hai di anno e anno, quello è il valore del Napoli. Oppure, se costruisci qualcosa, aumenta il valore del brand Napoli, perché hai anche delle strutture. Invece tu hai fatto sempre come col cinema, cioè affitti gli studio, vai in una location, affitti le prestazioni di registi, di attori, e di tuo concreto non devi avere niente, il film è finito, chiuso il capitolo. E invece con la società di calcio è diverso. Se tu compri, poi un domani, se tu costruisci, un domani, quando ti vai a rivendere, non dipende dalla forza della squadra, non dipende dall'annata buona o cattiva, perché il Napoli dell'anno scorso vale un tot, il Napoli di quest'anno o di 2 anni fa ne vale molto di più. Quindi invece di stare a questo, se hai uno stadio, se hai un centro sportivo, anche se un domani tu vuoi cedere, lo vuoi cedere tu o lo vorranno cedere i tuoi figli, potranno cedere qualcosa che ha un valore più alto. Quindi io penso che sia pure arrivato il momento di farlo. E vi dissi pure venditi a Osimhen e fai lo stadio, come provocazione, perché sapevo che non l'avrebbe mai fatto. Ma io, da tifoso che parla del Napoli, avrei accettato e avrei sposato la cosa. Ragazzi, fare lo stadio, 200 milioni, 300 milioni, 1 miliardo, 100 milioni solamente, quello che volete voi. Se si comincia una cosa del genere, tu devi anche accettare che può essere che arrivano momenti di magra, non si fumano più i sigari durante il calciomercato e devi stare attento così. Ecco perché tu questa storia dello stadio non la puoi fare adesso che hai una squadra vecchia. Lo puoi fare adesso che hai una squadra vecchia. Lo puoi fare quando hai una serie di giovani, hai l'età media della Juventus di quest'anno, e allora lì puoi decidere per un paio d'anni, signori tifosi, signore tifose,
Noi con questa squadra dobbiamo andare avanti, i contratti sono lunghi, facciamo lo stadio e cresciamo nel prossimo quinquennio, ritorniamo indietro con le spese e cominciamo ad aumentare il fatturato e competiamo veramente, possiamo alzare la competizione, competere. Ma adesso con la squadra vecchia che devi rinnovare, non dico in toto in un paio d'anni, ma sicuramente ti devi porre il problema. Mettere 200-300 milioni per fare lo stadio mi sembra una follia. Da New York, Valero Fluido è tutto. Andiamoci a godere la Champions, perché secondo me è meglio parlare di campo, di queste possibilità di nuovo modulo, di situazioni, e se ne parlerà ma di stadio o di centro sportivo. Lasciate fare le chiacchiere ai siti che devono scrivere o ai giornali.